C'era un po' dietro. Buonasera, non vi vedo perché abbiamo lo schermo oscurato, eccoci qua, finalmente abbiamo avuto un impatto così, un po' particolare, ma d'altronde è un anno un po' particolare perché sembra che le cose stiano andando bene. Buonasera a tutti, buonasera a Samantha, ben ritrovati con Rigorosamente Calcio. Un Vicenza convincente anche a Vercelli, noi ci siamo salutati dopo una sfilza di risultati utili per i biancorossi che hanno continuato con la bella vittoria in casa con il Savona e con questo pareggio altrettanto prezioso, altrettanto importante contro la Pro Vercelli. Questa puntata la dedicheremo ovviamente a sviscerare un po' la gara in terra piemontese e a parlare anche di tutto quello che circonda l'ambiente biancorosso in fermento. È stata una settimana un po' particolare, un po' delicata. State con noi, mandateci messaggi, telefonate, partecipate alla nostra trasmissione, le mail le aspettiamo, le leggeremo, insomma state con noi. Samantha, chi c'è questa sera nel nostro parterre allargato per l'occasione? Esatto. Perché abbiamo un, aperta parentesi, gradito, chiusa parentesi, ritorno. Ok, allora abbiamo il nostro Beppe Leli, opinionista. Buonasera, ben ritrovati a tutti. Il centrocampista del Vicenza Calcio, Ivan Castiglia. Buonasera. Corrado Ferretto, giornalista del Corriere del Veneto. Buonasera. Massimo Manduzio, caporedattore dello sport del Giornale di Vicenza. Buonasera. E infine Stefano Tito Maglio, il nostro opinionista. Buonasera a tutti. Allora, con i nostri due opinionisti sulle ali, esatto. Abbiamo lo schieramento di centrocampo del Vicenza, Jadid centrale Ferretto. Castiglia, tu potresti starci, però come stai? Meglio? Meglio. Sì, sì. Venerdì? Spero di farcela. Pensi di farci? Sì, penso di sì. Mandiamo Samantha in postazione, sì. Ricordiamo, stai qui un attimo, ricordiamo prima i numeri di telefono, sì. Tutto quanto. Allora, ci possono telefonare allo 0444 96 62 74 oppure potete mandarci un sms al 335 77 16 200 o scriverci una mail a diretta@tvovicenza.it. Allora, Samantha vi aspetta, adesso sì che puoi andare in postazione anche perché non hai finito di lavorare per il momento, perché dobbiamo ovviamente ricordare il nostro sponsor, il nostro compagno di viaggio di questa avventura di Rigorosamente Calcio 2013. Esatto, infatti eccoci all'angolo del nostro sponsor, salutiamo gli amici del Bingo Vicenza. Andiamo a vedere ora le quote che hanno indicato per la partita di ieri. La vittoria della Pro Vercelli, quindi 1, era data a 2,5, il pareggio 3,15, mentre con il segno 2 la vittoria del Vicenza era quotata a 3,50. Il bingo di Viale Crispi di Vicenza, il bingo con la Y dà più valore alle tue scommesse. Allora, salutato il bingo, direi Ferretto permettendoci, andiamo a rivedere le immagini. Intanto Corrado, ben ritrovato, sei stato un po' in naftalina, come va? Bene, tutto bene. Bene, fiducioso? Per la squadra sì, per il resto no. Però vabbè, allora nulla è cambiato, abbiamo sempre il solito Corrado, noi intanto però andiamo a vederci le immagini di questa Pro Vercelli Vicenza, una gara molto molto bella, l'avete potuta seguire in diretta sui nostri schermi e sinceramente chi non l'ha vista si è perso qualcosa, una gara ad alto tasso di spettacolarità, un Vicenza falcidiato dalle assenze. Comincia bene la squadra biancorossa con la prima occasione, dopo 6 minuti Giacomelli che difende bene un pallone, con il destro va a cercare l'angolo lontano, pallone che esce dallo specchio della porta. Un minuto dopo ancora sulla fascia destra si sviluppa l'azione, questa volta con Tulli che prova, questa volta sul paletto più vicino, ancora una volta sfera fuori dai pali. Siamo all'11° e cominciano i brividi per il Vicenza, il cross di Ruggero e Delia che per mettere in calcio d'angolo procura davvero quasi un infarto al proprio portiere Ravaglia. Sul calcio d'angolo il pallone schizza in area ai limiti dell'area piccola, Di Sabato impegna il portierone biancorosso. C'è anche il Vicenza che va in gol con Tulli, ma si era sistemato il pallone con un braccio
ammonizione, cartellino giallo per Tulli, che nemmeno protesta, evidente il tocco con la mano del giocatore biancorosso. Da una rimessa e da una palla mal gestita sulla tre quarti campo arriva un'altra occasione per la Pro Vercelli, questa volta è Marconi ad impegnare la respinta Ravaglia. Eravamo al 14°, un quarto d'ora assolutamente importante quanto a emozioni. Il Vicenza ribatte colpo su colpo, ma la Pro Vercelli si dimostra degna della seconda posizione. Qui Erpen non riesce a girare di testa in porta dopo una respinta di Ravaglia, conseguente a un calcio di punizione di Ruggero. Bella azione del Vicenza, tutta a palla a terra. Gianni, colpo di tacco di Giacomelli, si gira a Tulli, imbecca ancora Giacomelli in area di rigore che rimette al centro, quasi un rigore in movimento per Sbrissa, che di sinistro non inquadra la porta e calcia oltre la trasversale, così come oltre la trasversale finisce il calcio di punizione di Erpen al 19°. Qui si esauriscono un po' i fuochi d'artificio del primo tempo. In chiusura Tulli rischia tantissimo con un altro tocco con la mano, protestano tantissimo i difensori della Pro Vercelli, in particolare Cosenza e Ranellucci. Viene ammonito Cosenza, ma bisogna dirlo, in questa situazione è stato risparmiato Tulli, che da un cartellino che a termini di regolamento poteva anche starci, e sarebbe stato il secondo, sarebbe stato per il Vicenza un secondo tempo da giocare in salita in 10 contro 11. Nel secondo tempo l'ingresso di Greco per Di Sabato per dare più profondità all'azione dei piemontesi. Vicenza che parte con buona lena, Giacomelli riconquista un pallone sulla tre quarti, va a calciarlo con il destro senza impensierire l'ex portiere biancorosso Russo. Qui è Scaglia a calciare in avanti, fa tutto bene Marchi, si è visto poco, ma in questa circostanza riesce a disimpegnarsi, a calciare vicino all'incrocio dei pali. Eravamo al 10°, comincia la girandola delle sostituzioni, Corticchia per Sbrissa al 10° minuto, al 21°, accolto da una selva di fischi dallo stadio Piola, l'ex Tiribocchi, per lui anche uno striscione per nulla simpatico, prende il posto di Tulli. Ci avviciniamo alla parte cruciale della partita, la parte decisiva del match. Qui è il Vicenza che con Jadid perde un bruttissimo pallone sulla tre quarti campo, si invola in contropiede Marchi, alza la testa, il pallone per Greco, il palo salva Ravaglia. Eravamo al 24° della ripresa, il Vicenza c'è, il Vicenza reagisce, Giacomelli gestisce il pallone, scambia con Tiribocchi, va sul fondo, rimette il pallone verso il centro, non ci arriva Tiribocchi, ci arriva Di Matteo, pallone destinato in fondo al sacco, non troppo angolato, trova la manona di Russo, la disperazione di Jadid e Di Matteo, il preludio però al gol che avviene per una buona azione, un'ottima azione di Di Matteo sul fondo, supera sullo slancio Marconi, rimette al centro un pallone che Tiribocchi intelligentemente tocca all'indietro per Giacomelli, prodezza, meraviglia di Giacomelli che sfrutta il rimbalzo favorevole e deposita all'incrocio dei pali. 1-0 per il Vicenza, è un gol che che dovrebbe decidere la partita, e invece vediamo proprio dal cronometro sul fondo del nostro schermo, passano pochi secondi, palla al centro, avanza Scaglia, il pallone per Scavone che va a crossare quasi dall'altezza della bandierina, colpo di testa di Greco e Marchi sotto misura, non fallisce. Ne sono passati nemmeno 20 di secondi dalla palla messa al centro, 1-1 sarà il risultato definitivo. Poi Scaglia va a impegnare Ravaglia con questo tiro cross che il portiere biancorosso è costretto a mettere in calcio d'angolo. C'è tempo, a 2 minuti dal 90° per l'espulsione di Jadid, secondo giallo, intervento con il gomito largo, è un'espulsione pesante perché il Vicenza dovrà rinunciare al suo uomo, al suo metronomo, all'uomo che costruisce gioco nella gara interna con la Cremonese. Insomma, possono essere soddisfatti i tifosi biancorossi accorsi al Piola, possono essere soddisfatti per la prestazione, anche in parte per il risultato, perché se si pensa che il Vicenza aveva 6 giocatori indisponibili, tra cui il qui inquadrato Castiglia, però alla fine c'è anche rammarico Castiglia, perché era un successo che con un po' di attenzione in più il Vicenza poteva portare a casa, e 2 punti in più in classifica, fanno un po' di differenza. Sì. Soddisfatti per la prestazione sicuramente, ma resta il rammarico per il risultato, perché alla fine possiamo considerarli 2 punti persi. È vero, è pareggiato in un campo difficile con la seconda in classifica, però potevamo portare a casa i 3 punti, peccato. Com'era il clima nello spogliatoio dopo la partita?
E io non c'ero a casa. Non c'eri, ma avrei parlato con i compagni. Sì, c'era parlato... più la soddisfazione per una prestazione importante o il rammarico per Sì, eravamo soddisfatti, ma il rammarico c'era, perché comunque 2 punti in più in classifica vogliono dire davvero tanto. Ripartiamo da domani e pensiamo già a venerdì. Beppe, 2 punti persi o alla fine una continuità di risultati e un punto importante in casa della seconda che dà morale, fiducia e prospettiva? Beh, assolutamente sì, credo che al di là di tutto, ovvio, il rammarico c'è sempre in certe situazioni, però credo la buona prestazione seguita anche da altre buone prestazioni ti fa sentire più forti, più convinto, quindi le prospettive si ampliano. E poi il risvolto della medaglia, oggi dici come mai non si è cercato di avere qualche punto indietro, e questo è sempre un po' il rammarico, però se parliamo di campo assolutamente la squadra è cresciuta e in un momento di condizione generale di squadra buona, perché ribatte colpo su colpo, diciamo che non subisce assolutamente la forza dell'avversario. La partita la porta avanti Vicenza senza nessuna paura, senza nessuna remora, e quindi più di così non puoi volere. Ecco, speriamo che sia un continuo e che vada a sopperire ad altre difficoltà. Altre difficoltà che c'erano all'inizio, Corrado, io vedevo un po' i risultati della squadra, all'inizio è stato balbettante, le scorie della retrocessione, poi il Vicenza ha infilato questi 8 risultati utili consecutivi in campionato, eccoli qua, dopo diciamo anche quel pareggio brutto in casa con la Pro Patria, lo stesso col Ferrari Pissalò, però sempre stiamo parlando di un bel crescendo, di punteggi, però c'è un oggettivo crescendo con una sicurezza in difesa un po' in tutti i reparti. Ma sì, è chiaro che l'inizio è stato condizionato dalla retrocessione dell'anno scorso, anche per quella squadra era più o meno quella. Gli innesti avevano bisogno di lavorare perché molti non avevano fatto il ritiro, penso che anche Ivan qui fosse uno di quelli, per cui insomma le prime partite c'era sicuramente bisogno di migliorare una condizione fisica che adesso è sotto gli occhi di tutti molto, molto buona, corrono tutti. Chi gioca vede a gamba, poi in campo sanno quello che devono fare, hanno anche maggior convinzione nei loro mezzi. Mister Lopez l'aveva detto, c'è bisogno almeno di un mese, 40 giorni ed è stato necessario. Un lavoro che ha dato dei buoni frutti e adesso bisogna ovviamente continuare su questa strada, perché purtroppo l'inizio balbettante, i 4 punti di penalizzazione, bisogna cercare di risalire, perché sì, secondo me purtroppo i primi 2 sono lontani, mai mettere limiti alla provvidenza, ma sono molto lontani, però questo Vicenza deve arrivare almeno terzo. Chiediamo a Castiglia se sono troppo lontani, anche perché abbiamo sentito Lopez, dopo magari diamo un'occhiata anche a quello che ha detto il mister. È un Vicenza senza fare voli pindarici, che però visti anche gli avversari affrontati fino adesso, è quasi finito il girone d'andata, è una squadra che con questo crescendo può andare a insidiare le primissime posizioni, o è troppo tardi a livello di classifica? No, sicuramente possiamo insidiare le prime posizioni, ancora è lunga, noi dobbiamo pensare di partita in partita e cercare di vincerne il più possibile da qua alla fine, poi il 4 maggio tireremo le somme. Massimo, nella giornata in cui ha brillato meno Jadid, si diceva da quando è arrivato Jadid quanto è stato importante, quanto ha cambiato il volto della squadra. Vercelli è stato uno di quelli forse meno positivi. Jadid si è fatto anche espellere, poi in generale non ha fornito la solita prestazione con i soliti assist. Abbiamo visto però in una giornata del genere comunque la squadra ha risposto. Si era detto questa squadra sarà Jadid dipendente, ieri forse ha dimostrato anche no. Sì, alla fine secondo me rimane, se non Jadid dipendente, è chiaro che Jadid ha cambiato parecchio le cose, basta pensare le ultime 2 partite vinte, insomma il lancio
L'assist per Thierry Bocchi insomma l'ha fatto, ma al di là dell'episodio degli assist che pure conta e come se conta, la sua presenza ha dato sicuramente più equilibrio, più sicurezza, ma ha contribuito a cambiare proprio il gioco di centrocampo, quindi credo che Jadid rimarrà comunque una pedina assolutamente importante in questa squadra, augurandosi che, si parlava di condizione fisica, anche lui insomma regga, perché sappiamo che potrebbe avere, speriamo di no naturalmente, ma insomma incontrerà abbastanza fatalmente secondo me il momento in cui un po' fisicamente risentirà del fatto che anche lui non ha giocato molto la scorsa stagione, il discorso della preparazione che già faceva Corrado, no? Ma insomma questa ormai è un po' un leitmotiv. È un leitmotiv degli ultimi campionati. Però è vero che ieri la squadra, io direi soprattutto una squadra costretta a cambiare in modulo, ma questo magari è anche relativo, ma a cambiare molti elementi, ha dimostrato di essere un gruppo sul quale che ha anche delle alternative rispetto ai giocatori che avevamo visto di più nelle prime partite, quindi più alternative vuol dire anche più soluzioni, c'è secondo me un rendimento in crescita di molti dei giocatori, anche di quelli che giocavano prima, insomma penso per esempio a Ravaglia, ci ricordiamo che le prime partite insomma qualche incertezza di troppo l'aveva mostrata, nelle ultime partite anche lui, ma per fare un nome insomma credo che c'è una crescita un po' di tutti e soprattutto si è visto che ci sono anche dei giocatori che possono benissimo entrare quando hai tante indisponibilità come ieri. Questo forse è una delle note più positive insomma in prospettiva. Sì, guardiamo un po' la formazione, magari se la riusciamo a mettere in onda, che ha messo in campo ieri Lopez. Abbiamo parlato di tante assenze, un 3-5-2 con Delia e Mustacchio esterni alti. Stefano, qual è il giocatore tra questi che ti ha sorpreso di più in questa scorcio della stagione positiva del Vicenza per la sua maturazione, diciamo? Ma secondo me dietro questo ragazzo, questo Erasne, sicuramente in prospettiva può essere quello che dà maggior sicurezza un po' al reparto difensivo, sul quale noi avevamo sempre avuto delle perplessità, eccetto le prime partite dove ovviamente c'erano anche altri discorsi su cui soffermarci. Sicuramente questo ragazzo ha dimostrato di poter mettere un po' di tranquillità a tutto il reparto. E poi sicuramente davanti, anche se un po' a corrente alternata, secondo me si è parlato tanto di Jadid, però Giacomelli sicuramente è un altro giocatore che rappresenta un valore aggiunto e sul quale questo Vicenza non può prescindere anche in fase realizzativa, come abbiamo visto ieri. Massimo, sta cercando di recuperarli Lopez e sembra ci stia anche riuscendo, anche dei giocatori che qui a Vicenza sembravano diciamo bruciati. Penso a Camisa e Di Matteo, Camisa che sta dando veramente continuità di prestazione, e ieri Di Matteo, che a mio giudizio è stato il migliore, ecco, è lì un'incollatura con Giacomelli proprio per il discorso di quel gol fantastico, però sono dei giocatori che stanno dimostrando di poter dare il loro contributo. Merito di Lopez, merito della squadra che cresce, tutto un insieme di situazioni. Una squadra che cresce e che fa risultato naturalmente aiuta i singoli a migliorare il proprio rendimento, questo insomma lo sappiamo, però credo che Lopez stia dimostrando una grande intelligenza di gestione del gruppo. Ricordo per esempio dopo la partita vinta 3-0, una partita vinta largamente, di cui si poteva parlare, di tanti protagonisti, credo non a caso ha citato Di Matteo e Gianni, cioè due ragazzi che indubbiamente hanno incontrato grandi difficoltà nelle prime partite, insomma ci ricordiamo prestazioni sicuramente molto al di sotto della sufficienza, e lui nel dopo partita col Savona li ha citati espressamente per segnalare che appunto anche le prove di questi due, credo un segno di intelligenza nella gestione di un gruppo che è fatto evidentemente non solo dai titolari ma di tutti quelli di cui poi, come dice lui, avrai bisogno da qua a maggio e oltre ovviamente. Com'è Lopez nello spogliatoio rispetto all'inizio del campionato Castiglia? Io almeno personalmente quando lo vedo nelle interviste fuori dal Menti, in campo esterno, l'ho visto anche ieri sempre più convinto, diverso rispetto all'inizio.
No, a me è sempre uguale, è stato sempre convinto delle nostre qualità, dei nostri mezzi, ci ha sempre creduto. Forse adesso ci credo un pochino di più. Ma forse sì, anche i risultati aiutano a crederci di più, anche se ci credevamo anche prima. Magari prima, non lo so, non stavamo bene, magari alcuni giocatori pagavano le passate stagioni, quindi avevano un po' di difficoltà, però come ho detto i risultati aiutano. Proviamo a sentirlo un attimo, Lopez, un paio di battute che secondo me esemplificano lo stato d'animo del capitano biancorosso, Giovanni Lopez. Mi farebbe molto piacere ricreare un po' un clima idilliaco tra tifosi, anche oggi per esempio ho sentito e sono rimasti molto contenti della prestazione. Insomma, lavoriamo per questo, lavoriamo per creare qualcosa di importante. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza anche, ci vuole anche coraggio però. È troppo lontano il primo posto. Oggi che hanno pareggiato? È troppo lontano. E là, vediamo un attimo quello che succede da qui alla fine. Tanto noi dobbiamo continuare così, perché abbiamo la possibilità e le qualità per farlo. Se caliamo di rendimento è ovvio che è lontano. Giochiamo con umiltà quello che questi ragazzi. Di lottare quella una parentesi anch'io, posso? C'è un saluto a Enzo Manuzzato, che so che ha avuto dei problemi e gli auguro tanta salute, che possa superare questo momentaccio. Poi per rientrare lì credo che più dottore di lui, che sente il polso dello spogliatoio, non ci siano. È ovvio che le prime giornate, quando i risultati non ti supportano, è poco da raccontarlo, no? Però probabilmente lui già sentiva qualcosa di questa squadra, di questo gruppo. Poi quello che si è detto in tanti anni, quelle problematiche qui, è l'ambiente che ti circonda, no? Adesso sta cercando di recuperare anche questo ambiente, no? Tifoseria, perché abbiamo visto anche delle situazioni tra tifoseria e giocatori che non devono esistere, soprattutto perché credo che il feeling poi ha avuto esperienze anche dirette di quello che è il pubblico biancorosso nei confronti dei propri giocatori. Quest'anno c'è stato qualche, ovviamente dietro a 7, 8, 9 anni di disastri non indifferenti. Ovviamente si sta vedendo, si sta sentendo anche sto ambiente che sta cambiando, però è ovvio che ancora presto. 10 punti di distacco dalla prima in classifica possono essere tanti e possono essere pochi, pochi non lo saranno di sicuro. È ovvio che la squadra deve continuare, ma soprattutto è che deve pacificarsi col proprio pubblico, con lo spettacolo, con le buone prestazioni come è stata quella, ma anche col Savona. Cioè, diciamo che ultimamente, sentendo anche il pubblico che applaude senza dover essere stimolato quindi già questo riavvicina un po' tutto, poi quello che sarà lo vedremo piano piano. L'abbiamo vista la classifica, possiamo anche rivederla un attimo perché abbiamo segnato in giallo ovviamente le squadre già affrontate dal Vicenza, ne mancano 3 alla fine del girone d'andata, un Vicenza, Castiglia diceva che va recuperando il rapporto con il pubblico. Ecco, la settimana scorsa è finito con la curva dopo la partita con il Savona che cantava "Vi vogliamo così". Vi vogliamo così l'abbiamo sentito anche dai tifosi in trasferta dopo una ventina di minuti a Vercelli. È una cosa a cui sinceramente non eravamo molto abituati. Speriamo che duri fino alla fine. Ma per durare bisogna che ci sia è una cosa che aiuta, sembra pleonastico dirlo, però per voi credo sia... Sì, aiuta, noi abbiamo accettato gli insulti di inizio campionato, accettiamo, ci fa piacere che adesso stanno venendo dalla nostra parte, noi cerchiamo di dare il massimo. Però sotto la curva non ci andate più da un po', da Bergamo non ci andate più. Cos'è? Una scelta scaramantica, un rito, un portafortuna? Cos'è? No, abbiamo deciso ci siamo guardati in faccia tutti quanti, prendendoci le nostre responsabilità, abbiamo deciso di stare tutti uniti e di andare avanti per raggiungere il nostro obiettivo. E adesso quanto dura? Vediamo, magari dura fino alla fine. E chissà che dopo alla fine non si faccia un mega festeggiamento. Io però credo che
rimanere sulle proprie posizioni, poi non faccia mai troppo bene né da una parte né dall'altra. Io credo che, e l'ho detto anche in trasmissione, che non sono stato d'accordo con la tifoseria dopo la Pro Patria. Credo che lì si sia toccato un po' il fondo, sia nella prestazione che nei rapporti. Adesso questo credo che vada stemperato, perché si chiama gioco del calcio proprio perché è un gioco e proprio perché tutti devono dare la propria e stare bene tutti quanti, non crearsi magari delle ma noi facendo quel gesto non dovete interpretarlo male. Quel gesto non è contro i tifosi, non è contro nessuno. Noi salutiamo, però salutiamo da centrocampo, non ci avviciniamo poi alla curva. Abbiamo preso questa decisione qua, non è che andiamo contro i tifosi, anzi. Qual è, Corrado, visto che in tutto questo primo scorcio di Rigorosamente Calcio non abbiamo mai parlato, secondo te la dote principale che Lopez sta mettendo in campo per far sì che questo Vicenza arrivi ai risultati a cui sta arrivando, secondo te? Sappiamo che l'aspetto tecnico lo cura molto Praticò, sappiamo anche caratterialmente com'è Giovanni Lopez. Tu ritieni che stia facendo anche un po' da scudo a questi ragazzi in qualche modo per proteggerli da quello che è un ambiente esterno che non è semplice da gestire a tutti i livelli? Ma io credo che lui fosse assolutamente consapevole di quello che trovava quando è arrivato qua e sapeva che oltre al lavoro in campo c'era anche un altro lavoro da svolgere molto importante. E adesso mi fai svolgere un lavoro molto importante perché Samantha ci deve dire qualcosa. Dobbiamo andare in pubblicità, restate con noi a tra poco. Prenota il cesto di Natale con i migliori prodotti della terra vicentina. Conti. Qualità a Trissino. Da noi sorridere costa meno. Prenota la prima visita senza impegno. 0445 19 330. Allora, siamo ritornati qui sempre con la discussione su Pro Vercelli Vicenza, ma abbiamo tanti altri argomenti, tante altre carne al fuoco. Intanto Samantha, arrivano tanti SMS. Telefonate, sì. Allora abbiamo Arnaldo che ormai è il nostro tifoso numero 1, ci chiama sempre puntuale e dice che possiamo arrivare benissimo al 4° posto, e anche se Lopez dice appunto che al massimo possiamo puntare al 9° posto. Poi per i messaggi abbiamo quando rientrano Castiglia e Cinelli, ci chiedono. Beh, allora, visto che uno l'abbiamo qua, ci par di capire che venerdì potresti essere a disposizione. Sì. Molto probabilmente sì. Molto probabilmente. Mentre per Cinelli, Massimo? Per Cinelli credo che sia in progresso, ha ripreso a lavorare credo abbastanza in gruppo, però... Ci vorrà ancora un po', no? Corrado? Secondo me venerdì gioca. Secondo me venerdì gioca. Venerdì può giocare Cinelli? Secondo me gioca. Poi non tutta la partita, ma gioca. Con i risultati tutti a disposizione, ragazzi. Con Cinelli e Castiglia, non me ne volere, però manca un po' di qualità a centrocampo, adesso si alza e mi mena, perché però chi la dà la qualità se giocano Cinelli e Castiglia a centrocampo, tra l'altro Reduci? Non abbiamo già detto comunque. Per quello. Quindi comunque non l'avremo comunque. Quindi. Tu, Corrado, potresti vedere una riconferma di Sbrissa dal primo minuto con la Cremonese? Ma potrebbe anche essere una scelta. Il ragazzo è sicuramente un giocatore molto interessante, come tutti i giovani non va caricato di troppe responsabilità, ma è uno che ha già dimostrato di poter far bene e con il Sud Tirolo in Coppa Italia ha giocato. Poi insomma sicuramente Jadid è un giocatore importante, ma nel secondo tempo con il Sud Tirol, per dire, Jadid non c'era e il Vicenza ha fatto una buonissima partita. Ci sono tante cose nel calcio che sono importanti, la convinzione, la determinazione, stare bene fisicamente come sta adesso bene la squadra, per cui ripeto, se c'è Jadid tanto meglio, perché ha dimostrato di essere giocatore di grande qualità tecnica, però insomma non è Pirlo, ecco, insomma, per cui si può fare lo stesso.
L'importante è che la squadra continui a giocare con questo spirito, con questa voglia, con questa determinazione, che sono qualità altrettanto importanti che la qualità tecnica. In questo momento, in questa Lega Pro, dove insomma, diciamolo, la qualità media è veramente bassa. C'è una qualità media bassa, però stiamo vedendo dei gol, Massimo, decisamente molto molto belli. Almeno il Vicenza ce li sta facendo vedere. Uno è stato fatto anche a Vercelli, noi ce lo andiamo a rigustare per vedere un po' tutta l'azione. Ecco, quando è stato qui Lopez ha detto: io ci tengo molto che facciano girare la palla, che continuino a farla girare a terra, che tutti i giocatori tocchino il pallone, che arrivino con palla al piede vicino alla porta. Qui l'azione di per sé forse è ancora più bella del tiro di Giacomelli che è aiutato dal rimbalzo del terreno davanti, però la circolazione di palla che inizia da Jadid poi continua con la bella azione di Di Matteo, Tiribocchi, Giacomelli, insomma Stefano, una bella azione e un bel gol, ma io direi più di tutto una bella azione. Allora, il Vicenza che accompagna sempre con la qualità di tutti quanti è sicuramente un qualcosa a cui noi non eravamo abituati, tanto giusto per essere, e soprattutto quello che impressiona è anche che in fase di non possesso palla già si preparano per quell'azione che deve avvenire, d'accordo? E quindi ci sono già i giocatori che dovrebbero teoricamente far ripartire l'azione, che sono già pronti. Questo sicuramente è qualcosa che testimonia anche la fiducia nei propri mezzi. Io l'ho detto all'inizio delle prime trasmissioni, delle prime puntate, il fatto che il Vicenza non giocasse bene, non desse delle prestazioni a confronto di quello che si vedeva sugli altri campi, sicuramente mi lasciava abbastanza tranquillo, perché ora sinceramente anche questa Cremonese che veniva data come ammazza campionato, anche ieri dal 2-0 si è fatta rimontare il 2-2, sinceramente ora già ci proiettiamo appunto alla partita di venerdì sera, non credo che possa venire qui a Vicenza e far tanta paura. Ti è piaciuto questo gol, Beppe? Noi non ci stanchiamo, io almeno non mi stanco di rivederlo. Cosa ti piace di più, l'azione di Di Matteo che arriva sul fondo o Credo che sia stata la cosa più bella, francamente, perché poi è vero che il rimbalzo ha fatto sì che fosse accollato bene il pallone, magari Giacomelli ha fatto, magari tante altre volte rimbalza così e la tiri alle stelle, no? Credo che l'azione qui personale e poi ha messo la palla dietro, proprio dove c'è lo spazio per passare, perché sennò probabilmente non sarebbe passato, il rimbalzo l'ha fatta a prendere bene il pallone e andare all'incrocio. Sta passando un messaggio proprio su Giacomelli, 4-4-2, Giacomelli laterale sinistro. Per favore, adesso lasciamo stare i numeri, va bene, io credo che ci ha messo tanto... Bisogna che ti provochi un pochino, Peppe, perché ci ha messo tanto tempo Lopez a trovare un equilibrio, perché poi alla fine la qualità che si parlava prima, credo fossero le caratteristiche dei giocatori, non tanto la qualità, perché non è che se uno è un trequartista qualitativamente superiore, uno che invece è un centrocampista qualitativamente non sia bravo, non è questa la differenza, la fa magari certe caratteristiche, e credo che l'acquisto anche di Jadid sia stato caldeggiato da Lopez proprio perché cambia un po', può cambiare un po' tutti gli equilibri del campo, può schierare la squadra in una maniera, in un'altra, cioè questo credo che sia stato, e non tanto il giocatore da solo di sé per sé che ti vince la partita, cioè questo che può permettere anche agli altri giocatori di dare il meglio, di rendere il meglio e magari di portare la squadra a certi livelli, ecco, di far rendere tutti meglio. Questo è l'equilibrio, l'ha trovato, adesso speriamo che ci sia continuità. Dobbiamo anche tenere presente che questo è un momento in cui gira anche abbastanza bene le cose, non dimentichiamole, perché è vero che la squadra, però certe situazioni ti sono favorevoli, non ultimo, secondo fallo di mano, non espulsione e via discorrendo, no? Ci sono io torno anche un po' più a ritroso, no? La partita in casa col Savona, ci sono state delle situazioni che poi con l'espulsione, con la seconda ammonizione del giocatore, ti ha fatto vincere la partita tranquillamente. Poi si dice, Beppe, scusami, che specialmente in Lega Pro anche gli arbitri tendenzialmente sono, non dico più benevoli, però tendono a favorire anche la squadra che in qualche modo gioca meglio, che cerca, ma al di là del blasone quella che... Cioè alla fine speriamo anche questo, però quindi gli equilibri, adesso il Vicenza vince, dimostra, fa bel gioco e tutto, però ricordiamoci che è molto
la differenza da quando poi certe situazioni ti vanno a favore, certe che ti vanno a sfavore è molto vicina, quindi bisogna continuare così, non mollare niente, ma non devo dirlo io, quando c'è pensi già Gio Lopez che lo dice abbastanza. Adesso, giusto per mettere a proprio agio Castiglia, che è qui il nostro ospite, cerchiamo di capire chi ha sbagliato dei tuoi compagni in occasione del gol, e tu ovviamente ci indicherai nome e cognome dei colpevoli immediatamente, di come si fa a prendere il gol dopo 20 secondi. Noi ci rivediamo questa azione e Castiglia ci dice: guarda, l'errore è stato di, e lo mettiamo in croce. Allora Castiglia, palla al centro, diciamo che con la testa stai ancora festeggiando quel gol. Andiamo a schermo intero. Anche loro allora, stanno facendo una bella azione. Se lo rivede anche lui, c'è il cross da parte di Scavone, il colpo di testa di Greco e il gol di Marchi. Adesso te lo rivedi e mi dici cosa non ha funzionato. 10 secondi ancora, signor Mike. No comment. Lascia mister. No comment. Ti avvali della facoltà di non rispondere? No, dai, c'è abbastanza evidente qui un errore di marcatura da parte di Gianni che lascia troppo spazio a Greco al momento del salto, e Marchi che anticipa. Marchi, sappiamo, insomma, sotto rete. Dai, ti libero da questa incombenza, te lo stai guardando, sento Ferretto, dai. E poi loro arrivano troppo facili anche sul fondo, cioè non c'è ostacolo, il cross Mustacchio non chiude bene, c'è una serie di errori, non è mai un errore di un singolo, in 8 secondi erano sulla linea di fondo e non può essere, per cui insomma ci sono una serie di errori. Poi purtroppo Gianni perde Greco e Camisa non riesce a chiudere Marchi. Però c'era ecco, un tempo di ritardo, un tempo di ritardo. Poi come diceva giustamente Beppe Leli, sono bravi anche loro, però qua il Vicenza stava ancora festeggiando e ha preso gol perché è mancata quella cattiveria. Anche lì Corticchia si fa sfilare appena battuto il calcio d'avvio da Scaglia, e non è la Corticchia, insomma, che di solito una randellata la tira. Massimo? La lettura è quella, insomma. Questa evidentemente, insomma, non puoi prendere gol pochi secondi dopo aver segnato. Certo, poi alla fine c'è sempre, come dire, un ultimo anello, l'ultimo anello è qui, e perdiamo Greco e lì la frittata è un po' fatta. Poi Marchi fa gol da centravanti, qual è? Insomma, lì un po'. Ma sbaglio, Greco l'ha messo dentro di spalla. Non credo l'abbia colpito di testa. Dalla tribuna si è visto proprio di spalla. Poi sono le coincidenze che ti portano. C'è qualcuno che è intervenuto? Samantha, mi dicevi? Gianni dice che secondo lui è colpa del portiere che non è uscito, perché era un cross piuttosto lungo e anche lento, non era corto. Questa interpretazione di Gianni, Beppe Leli, rivediamolo ancora una volta, facciamoci del male, proprio l'ultima volta lo rivediamo. Può aver sbagliato Ravaglia, sorride a Castiglia, mica tanto convinta. No, anche perché era un cross abbastanza teso, forte. No. E poi faceva fatica lì. Sì, Castiglia. Secondo me non ce la fa ad uscire, poi è lunga. Pallone troppo lungo, sì, non riesce ad andare. Anche perché è sul primo palo, quindi deve correre dall'altra parte. Il portiere lì non c'entra proprio niente. No, smentiamo assolutamente. Gianni. Qui Ravaglia forse è il meno colpevole. Diciamo bene il nome, Gianni, non Gianni. No, Gianni ha telefonato, forse che abbia telefonato Gianni, dice. No, non è. Magari qualcuno capisce. Può darsi anche. Cerchiamo di rintracciare, magari è stato Gianni a dire no, non è colpa mia, è colpa di Ravaglia. Ho qualche dubbio in merito, però ci può anche stare, non si sa mai. Sentivi se aveva camuffato la voce per caso. No, vabbè. E un'ingenuità è stata anche quella, se vogliamo, di Jadid, un'ingenuità che è costata cara, perché al di là del fatto che sia stato espulso massimo 2 minuti dalla fine, per cui con la partita è già finita, però costa la squalifica e la mancata possibilità di vederlo in campo con la Cremonese. Sono 2 situazioni che hanno portato al giallo, probabilmente evitabili. Le andiamo un attimo a rivedere. È nel primo tempo che Jadid prende il primo giallo, per l'esattezza al 33esimo, con questo intervento. Adesso torniamo con le immagini, qui c'è l'ammonizione, magari se riusciamo a vedere la ripartenza della Provercelli, e
e Jadid, questo è il momento dell'espulsione, ma adesso fra un po' ce le faranno vedere. Massimo, tu le hai ben presenti le azioni, adesso andiamo a rivedere sia nel primo che nel secondo caso. Jadid qui sì, soprattutto il primo credo è quasi istintivo per fermare un contropiede, ma siamo ancora nella metà campo della Pro Vercelli, quello effettivamente la palla oltretutto è già andata, quindi sì, questo sicuramente se lo poteva risparmiare, perché ecco, il giocatore della Pro tocca, quindi la palla qui è già partita, e poi comunque è un contropiede che nasce da molto lontano, quindi è un fallo sostanzialmente inutile, fallo sostanzialmente questo inutile. è proprio speso male questo fallo qua, più questo del secondo. Il secondo può essere anche un attimo di posizionamento, ma questo è un fallo speso male perché il pallone è già partito. Cioè non ha senso, anche perché in una zona del campo, sia in un caso che nell'altro, deve fare ancora 70 metri la Pro Vercelli per ripartire. Cominciava ad essere annebbiato perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Il primo lo fa al 33esimo del primo tempo. Ho capito, però se tu vedi poi nel secondo tempo, al 33esimo non è che abbiamo tante prospettive. Nel secondo tempo, io sto la ripartenza della Pro Vercelli che ha preso il palo e poi la seconda ammonizione, quindi al di là della prima che lì voleva far fallo per non far ripartire l'azione, magari non ci è riuscito, però stiamo a parlare adesso perché se magari in quell'azione avessero fatto gol stai a dire ma perché non l'hai buttato giù? Sai, col senno di poi ne sono piene sempre le fosse, come si suol dire. Mamma mia, il filosofo stasera no, perché ho letto anche una domanda di un tifoso che ti chiede: venerdì come giocherà il Vicenza contro la Cremonese? Con che modulo giocherà il Vicenza? Allora sentiamo Manduzio e Ferretto. Il calcio è diventato e dopo chiediamo a Castiglia cosa si aspetta che faccia Lopez, magari ce lo dici in anteprima, dai, mancano 5 giorni. Prima volevo sentire Massimo, dopo Corrado. Secondo te, Massimo, come affronta la Cremonese Lopez, considerato chi può recuperare e chi può recuperare? Mi pare di capire c'è qui Castiglia che probabilmente dice che ce la fa, quindi lo diamo per recuperato. Cinelli non so, indubbiamente lì farà un po' la differenza, perché se c'è o non c'è si ritrova comunque, diciamo, a dover fare un centrocampo assolutamente inedito. È una squadra che è riuscita ad adattarsi, abbiamo visto anche a Vercelli con Di Matteo che ha fatto un po' l'interno nel 3-5-2, quindi non lo so, credo che valuterà innanzitutto la condizione dei giocatori, perché quella è la cosa principale. Tra l'altro si gioca venerdì, quindi insomma c'è anche un minor tempo di recupero rispetto al solito. E poi comunque non credo che alla fine si discosterà molto si può variare qualcosa nell'assetto della difesa, l'abbiamo vista a 3, potrebbe anche confermarla, visto che Padalino, Vinci e Marchiori mi pare sono ancora fuori gioco, però tutto sommato il modulo con cui gioca credo che insomma l'abbiamo visto giocare anche nel corso della partita con assetti tattici diversi, conta fino a un certo punto, sottolineava lui dopo la partita, credo proprio di Vercelli, lui intendo Lopez, che poi in fondo quello che conta e che è cambiato secondo lui è l'atteggiamento con cui la squadra sta in campo. Adesso lasciando perdere l'episodio pur importante in cui becchiamo gol, però è vero che è l'atteggiamento che è un po' cambiato rispetto alla sicurezza con cui la squadra e anche giocatori diversi interpretano anche situazioni e ruoli diversi, quindi credo che alla fine può consentirsi anche opzioni differenti. Importante che chi entra sappia cosa fare e dove farlo. Sembra... però lo hanno dimostrato abbastanza, direi, no? Con una certa duttilità, in qualche caso anche magari un po' insospettabile. Il Delia che ha giocato alto ieri ha fatto bene, insomma, secondo me, ma anche giocando basso in marcatura tutto sommato ha fatto il suo. Vi ricordo un po' il brivio degli anni passati o no? Così dite, mi è venuto un flash così. Faccio una domandina. Fai la fai a me? Sì, secondo me ha meno profondità di brivi per il momento. Però poi più bravo magari più bravo in fase difensiva. Magari più bravo in fase difensiva. Certo, Delia è uno di quelli che sta crescendo, che sta mostrando margini di crescita più alti, come Lasny, come altri, lo stesso Sbrissa. Sei preparato. Tanto così. No, io volevo chiedere a Corrado se ci dobbiamo già preparare anche venerdì, ti ribocchi in panca, e penso che ormai si stia abituando, o secondo te per una gara interna in cui Lopez credo
che era a tutti i costi la vittoria, potremmo anche vedere un Tiribocchi non Altafini schierato dal primo minuto. Ma questo ovviamente adesso è difficile. Beh, è il tuo lavoro, quindi vedere. Io credo di sì, che giocheranno ancora Giacomelli e Tulli, poi se lui sta bene, se Castiglia sta bene, giocano a 4 a centrocampo e 4 in difesa. Dipende 4-4-2. Dipende da Castiglia, se Castiglia c'è giocano a 4. Dice bene Ferretto secondo te? Vediamo. Adesso cerchiamo di fare un po' di pressioni sul mister. Vediamo. Non si scopre. Vediamo. Però in un centrocampo a 5 tu come ti trovi? Bene. Dove ti metti? Mezzala. Davanti alla difesa. Poi decide il mister da mettermi. Beh sì, vabbè, ma a me piacerebbe fare la mezzala, però poi decide lui. A 5 davanti alla difesa, se non c'è il Jadid, non c'è il giocatore che può giocare davanti alla difesa. Tutti sarebbero adattati. Ne mancano 3 alla fine del girone d'andata, sono 3 gare che andiamo a vedere, poi comincia dopo la sosta natalizia il girone di ritorno con la trasferta di Pavia. Ci sono in casa Cremonese e San Marino, trasferta a Reggio. Stefano, sono 3 partite, adesso senza fare voli pindarici, però sembrano... Intanto venerdì comincia quel famoso trittico di cui avevamo parlato, cioè finisce quel famoso trittico di cui avevamo parlato. E io spero e mi auguro che finisca proprio bene, perché ora a questo punto con la vittoria sul Savona, il pareggio a Vercelli, una vittoria contro la Cremonese sarebbe veramente un'iniezione di fiducia estrema. E poi sono queste ultime 2 gare del girone di andata, io non guardo nemmeno all'inizio del girone di ritorno, guardo proprio queste 2 gare che teoricamente sarebbero 2 gare abbordabilissime con un Vicenza in queste condizioni qua. Quindi guarda, se vogliamo, allora obiettivo minimo 7 punti. Minimo. Dopo l'ottimismo di Tito Maglio faccio un giro e queste 3 partite, Massimo, tu cosa ti aspetti? La conferma? Sì, vedendo l'andamento finora, San Marino mi pare una squadra che sta in categoria così, insomma, per crescere probabilmente dei ragazzi. No? Mi è piaciuto il gesto di Castiglia che ha fatto. Appunto, quindi voglio dire, sta in categoria per quello, sta prendendo gol un po' da tutti. Reggio sembra anche a me una trasferta sicuramente alla portata, ma insomma in fondo se poi andiamo a vedere la partita più brutta, il Vicenza la gioca in casa con la Pro Patria, che non sta certo in cima alla classifica, in realtà con Entella, Savona e quello era il fondo. Ecco appunto, però dico con le 2 squadre, se restiamo alle 2 imbattute che guidano Entella e Pro Vercelli, facciamo 2 partite buone, cioè e la terza, ricordava ieri Lopez, l'abbiamo anche battuta 4-0, quindi... Sì, appunto, quindi diciamo che al di là del calendario quelle sembrano 2 partite, soprattutto le ultime 2, sicuramente più abbordabili, ma credo che finora il campionato ha detto che sono abbordabili tutti. Ecco, dobbiamo sempre ricordarci che peraltro questa squadra sul campo ha fatto 22 punti e non 18, quindi insomma è chiaro che starebbe già, se non sbaglio in questo momento, terza, cioè sul campo è terza col Savona, insomma. Dopo sappiamo che la classifica è quella che è, ahimè, cioè sconti la penalizzazione, però è una squadra che ha dei valori sicuramente per poter fare, sono d'accordo con Stefano, per poter fare almeno 7 punti in queste ultime 3. Sì, anche di quella penalizzazione adesso parliamo, perché ci sono tanti aspetti da valutare, poi c'è stata una settimana anche... I tifosi non l'hanno digerita. Ma bisogna anche cercare di capire cosa è successo, per quanto nelle nostre possibilità. Devo finire il giro su queste 3 partite che mancano, Corrado, perché riprendo un po' quello che ha detto giustamente Massimo. Sembrano 3 partite nettamente alla portata del Vicenza, ma è contro le piccole, soprattutto all'inizio, che il Vicenza ha sofferto. I cali di concentrazione Lopez non li tollera, credo che Castiglia ce lo possa confermare, nello spogliatoio credo non sia particolarmente tenero quando dopo partita vede dei cali di concentrazione, conoscendolo. No, il mister è uno che se ti dà la carota te la dà, ma ti dà anche il bastone, quindi sotto questo punto di vista è molto coerente. Sono 3 gare che presentano insidie, come tutte. Sì, una gara, sembra una fase fatta, ma secondo me è importante pensare, ma in questo il mister e anche Nino Praticò, che è uno che bisogna sempre ricordare perché sta facendo un grande lavoro, lo sa bene, cioè una gara alla volta e soprattutto non pensiamo di essere diventati magari troppo bravi, e quindi soprattutto con le squadre
che sulla carta sono più scarse, mantenere questa grinta, questa voglia. La buttiamo lì, 9 punti, e allora si può cominciare a pensare di lottare per i primissimi riprendere posti. l'intervista di Lopez e dire... No, perché poi credo che il 5 gennaio comincia il mercato, quindi poi ci sono 15 giorni di sosta, quindi il ritorno col Pavia. Mercato. Però 9 hai detto punti. hai detto la parola giusta. Mercato, ma vendiamo o compriamo? A me lo chiedi. Però tu al sei... 5 gennaio può cominciare ad andare un po' tutto in tilt, però 9 punti. Ieri c'era l'osservatore dell'Atalanta a vedere il Lasny e alla fine mi dicono che abbia detto che bravo Sbrissa. Che bravo Sbrissa. Uno per vedere uno. Sì, non vorrei che magari... Perché poi qua dobbiamo anche capire una se cosa. porta dei soldi e dà via Sbrissa si potrebbe anche fare. Non è, scusami Corrado, dopo abbiamo tempo per parlare anche di quello, non è la prima volta che sentiamo che Lasny e Sbrissa possono essere un pacchetto unico, non solo per l'Atalanta ma noi, voglio dire, è da anni che a gennaio vendiamo e non ci rinforziamo, e ora io lo dico prima che magari accada. È inutile che ci prendiamo in giro, perché se questa squadra viene anche lasciata così com'è, avrebbe magari bisogno di qualcosa, ma insomma sarebbe un miracolo. Perché, insomma, ma se vendiamo magari qualche giocatore importante, non ci prendiamo in giro, perché poi, voglio dire, ci hanno raccontato anche 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo. Censuriamo Ferretto. No, quando c'era adesso Sestu, ti censuro, guarda Samantha. L'anno di Sestu, puntiamo ai playoff e hanno venduto Sestu. Ci prendiamo in giro? Guarda che dopo. Mercato. Ha finito. No, mercato. Penalizzazione con la decisione di non andare al ricorso. Ci aggiungiamo una spruzzata massimo di società, di qualche cordata, di qualcuno che arriva. Finché non c'è qualcosa di concreto. Abbiamo una Serpensino che tifa Reggiana qui alla mia destra, quindi abbiamo tutto il quadro. Però voi dovete stare con noi, perché l'ultima parte della trasmissione la dedichiamo a qualcosa di extracampo e non sarà meno interessante di quello che abbiamo affrontato fino ad adesso. Un pizzico di pubblicità e ci vediamo fra poco. Siamo arrivati con l'inquadratura di Samantha, che si sta ancora vergognando per il suo tifo per la Reggiana, dovuta ad affetti, possiamo dirlo, no? Vabbè. Per chi tiferai, Reggiana o Vicenza? Mi astengo da rispondere. Vabbè, allora, non indaghiamo ancora, torniamo seri, stavamo parlando di mercato. Allora, prima del mercato c'è il 15 dicembre. Il 15 dicembre è una scadenza importante per il Vicenza Calcio, perché si pagano gli stipendi. Allora io volevo sapere da Manduzio e Ferretto, secondo le loro informazioni, come siamo messi, perché per quanto riguarda le mie informazioni mai come questa volta c'è veramente un rischio effettivo che si faccia fatica a pagare gli stipendi. A voi cosa risulta? Io lo dico papale dopo, senza volere accusare, però le voci, così, quello che gira, c'è un'effettiva difficoltà per il 15. Esiste o no questa difficoltà? Il Vicenza convive con questo rischio da mesi, quindi non è una novità. D'altra parte dico, è stato penalizzato esattamente per questi motivi, quindi credo che sarà come sempre un po' una rincorsa difficile a rispettare questa scadenza, ma lo è stato dall'estate e ben prima in avanti, e sicuramente se non cambia l'assetto proprietario lo sarà costantemente, quindi diciamo che Vicenza si trova in una situazione in cui questo rischio ce l'ha sempre, poi che ci arrivi in tempo o meno lo dimostra Cuni. Il presidente Cunico mi pare ha detto ieri dopo Vercelli che ha dato, come dire, delle rassicurazioni in merito, peraltro le aveva date anche quando in estate diceva che il Vicenza si sarebbe iscritto senza rischi di penalità. Ahimè non è andata così, quindi diciamo che io credo che purtroppo, bisogna sottolinearlo, non è una novità che il Vicenza conviva con questo rischio, ed è evidentemente uno dei dati di grande difficoltà. Senza spaventare ovviamente Castiglia, stiamo cercando di capire un po' la situazione di una società, ne abbiamo parlato tanto negli anni scorsi, continuiamo anche quest'anno. Corrado, le tue
informazioni, le tue sensazioni per questa scadenza importante, senz'altro, che viene prima del mercato di gennaio, quali sono riguardo al pagamento degli stipendi? Ma guarda, io credo che se gli stipendi non saranno pagati sarebbe l'ennesima dimostrazione, non ci sarebbe bisogno, perché voglio dire, ormai ce ne sono stati talmente tanti. Ma voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, se non avete i soldi per pagare gli stipendi, lo dico, cioè, già il rapporto con la tifoseria è irrecuperabile, cioè, è una società che ha un'unica cosa che deve fare. Purtroppo, non è che lo dico io, i fatti lo dimostrano, deve andare via. Sì, dopo qui divergono le opinioni, perché deve andare via, però non mi dici come e non mi dici in che modo. Allora io faccio un'altra obiezione o una considerazione che dir si voglia. Per iscrivere il Vicenza in ritardo sono serviti circa 4 milioni e mezzo quest'estate, tra i pagamenti, la fideiussione. Se non si va in B, a giugno l'anno prossimo ne serviranno più o meno gli stessi. Io chiedo, li tireranno fuori con le modalità di quest'anno oppure il Vicenza salterà? Io un'idea ce l'ho, però voglio dire, questo in poche parole, ed essere chiaro, non c'è futuro in questo modo, perché non c'è mai stato un programma, non c'è mai stata una idea di progetto, si vive alla giornata e appunto vivendo la giornata, la prossima giornata è il 15 dicembre. Pagheremo, non pagheremo, se non pagheranno vuol dire la classifica calerà ancora. Poi se vogliamo parliamo anche della follia del mancato ricorso per i 4 quello è un brutto punti. segnale. È un segnale da perdenti. Pessimo, un brutto segnale. Un segnale non è che sono io sempre il solito, che sono i fatti, sì, di una gestione che non ha futuro. Non ce l'ha, sì. Perché vuol dire è una squadra che va avanti con una gestione, con un allenatore che ha fatto da scudo, e lui ha avuto anche l'onestà di dirlo, ma dietro non c'è nulla. Resta il fatto, Corrado, e tu mi dici sì, questi se ne devono andare così, ed è un discorso che conosciamo. Resta il fatto che non c'è un acquirente, e qui rischiamo di rifare puntate su puntate. Un acquirente non c'è perché ci sono una 14, 15 di milioni di debiti che, perdonate la franchezza, non li ho fatti io, li hanno fatti loro. Sì, questa è la constatazione dell'esistente. Dopo, per arrivare a delle soluzioni, però bisogna fare un passo ulteriore. Nella vita, cioè, chi sbaglia deve anche rimediare agli errori che fa, per se no è troppo facile. Però resta il fatto che fino ad oggi, salvo la penalizzazione, gli stipendi li hanno presi, e si spera che il 15 dicembre questa società ottempera gli obblighi che ha quasi sempre però fatto. Voglio dire, il fatto che siamo qua a chiederci e a precisa domanda dovrebbero farcela, essere pagati, ci viene risposto. Dovrebbero, per me, al 2 di dicembre, a 10 giorni della scadenza, vuol dire che proprio sicuri non sono, e testimonia il fatto che è una gestione barcollante. Va detto che non è che tutte le società siano proprio così sicure di farlo. Posso fare una domandina? Cioè, se non si dovesse pagare gli stipendi il 15, c'è ancora una penalizzazione? Certo. O no? Assolutamente, altri 2 punti. Altri 2. Sì, altri 2 punti. E questa è una prima parte, quindi al 15 avremo le risposte. Non mi hai detto però, al di là se le tue sensazioni sono più positive. Secondo me la mia idea è che pagheranno. Perché Cunico ha rilasciato un'intervista giustamente Massimo ha detto, l'aveva detto anche prima del... Cioè, dovremmo pagare, quando uno usa il condizionale vuol dire che tanto sicuro non è. No. Ma di fondo il quadro testimonia, ripeto, di una gestione che non porta da nessuna parte, cioè è campata sul andiamo avanti domani, vediamo cosa succede, forse arriva qualcuno che ci dà una mano, ci prestano i soldi. Cioè, anche lì vive la giornata. Ma sì. Io poi vorrei tornare un po' su quello, scusami Castiglia se un po' ti trascuro, ma ci sono anche questi aspetti da valutare. Il mancato ricorso, voi quando è che l'avete saputo che non ci sarebbe stato questo ricorso, che in ogni caso anche quel punto che noi ingenuamente davamo quasi per certo dopo il ricorso che il Vicenza avrebbe recuperato, quando è che l'avete saputo voi come squadra che non sarebbe stato fatto questo? Penso il giorno che hanno deciso, ci ha comunicato il mister. Quando c'è stato il comunicato della società?
Cioè, prima nessuno vi aveva detto niente. Non lo sapeva nessuno comunque. Non lo sapevano solo loro. Io chiedo, ovviamente lasciando perdere Ivan per ovvie ragioni, mi sembra scontato, io chiedo a voi, chiedo il primo che mi sa dare una spiegazione del perché non è stato fatto questo ricorso. Ti ricordi che il problema è che non c'è un motivo, nel senso che, cioè, al di là del fatto che abbiamo già detto che è un pessimo segnale dal punto di vista anche per riconciliare un po' questa società con anche la tifoseria, sicuramente questa è una mazzata, perché io ti dico che in diretta domenica scorsa siamo stati tempestati di messaggi e di mail che ci chiedevano il perché di questa scelta. E tu riesci a dare una risposta? Ma non è assolutamente una scelta ragionata, perché io dico, quando anche fosse stato un solo punto, tutti fanno ricorso, tutti, anche per una sanzione di 10.000 euro. Cioè, quindi, giusto per dare anche il segnale, ripeto, che la società esiste e che comunque non dà niente per scontato. Cioè, questo lasciar perdere, secondo me, è proprio il classico lassismo, cioè un'inesistenza proprio anche dal punto di vista proprio della concentrazione su quelli che sono gli obiettivi di una società di calcio. Massimo, io ho letto un editoriale molto bello, tra l'altro, però duro, giustamente, di Giancarlo Tamiozzo dopo questa decisione, però le cause non le riusciamo a capire. Le cause, voglio dire, ognuno proviamo a fare può dare delle interpretazioni. Di base le cause sono che evidentemente è una società che funziona male un po' a tutti i livelli, insomma, ma questo è una conseguenza del fatto che non ha un assetto stabile e non ha appunto un assetto di prospettiva. Quando tu hai a cascata una proprietà che ha messo in vendita la società da 3 anni, evidentemente anche la dirigenza non può avere, come dire, una cosa ordinaria comunque, no? Sì, no, ma secondo me la cosa più contraddittoria c'è una cosa che non mi torna, mi dovete aiutare un attimo a capire. Io ho fatto un po' uno schema mentale e ho visto un po' le date di come si sono succeduti gli eventi. Allora, l'abbiamo messo un attimo così. Mercoledì 2 ottobre la commissione disciplinare decide appunto di comminare i 4 punti al Vicenza di penalizzazione. Il Vicenza può fare ricorso al TNAS. Secondo il regolamento, il codice del TNAS, la società, il Vicenza Calcio, riceve entro 30 giorni la comunicazione dell'avvenuta penalizzazione e ha 5 giorni per proporre ricorso. Questo non so se qualcuno, io ho provato a leggere, ho chiesto anche a qualche legale di interpretazione, mi pare sia questo, e diciamo che il ricorso andava fatto entro più o meno venerdì 8 novembre. Il comunicato della società in cui si dice che si rinuncia sostanzialmente ad andare, questo non c'entra niente, ad andare a ricorrere al NAS, arriva il 19, circa 11 giorni dopo la scadenza. Queste date sono sospette secondo te? No, sospetti io non ne ho mai, perché di mia natura sono tranquillo, io mi limito, a differenza di Corrado che arriva subito delle conclusioni, io mi limito ad osservare, anche per questo mi becco le mie mazzate. Però è per questo che ho chiesto anche a Castiglia, cioè considerato che dopo l'8, dopo il 9, in ogni caso non si poteva fare niente, cioè, quindi è stato deciso prima, anche perché nel comunicato si legge, adesso lo riprendo in mano, si legge che dopo attenta valutazione il pool legale composto dall'avvocato Polato con l'aiuto dell'avvocato Tonino De Silvestri hanno detto dopo attenta valutazione hanno rinunciato ad appellare la decisione. Ma allora qui 10 giorni in cui penso che un po' tutti noi abbiamo avuto anche colloqui che comunque privati, era già scaduto il termine per poter fare ricorso. Era scaduto, dopo se qualcuno mi smentisce, per carità, io sono qui, cioè come vanno letti? Cioè, mi dicono la squadra non lo sapeva. Una domandina, il costo del ricorso? Intorno ai 5.000 euro, aiutami Corrado, 5.000 euro, cioè degli spiccioli. Cioè questo aumenta anche di più ancora il mistero del ricorso. Ma guarda,
Allora, a parte la scelta che penso siamo tutti d'accordo, è una scelta, io l'ho definita da perdenti, ma insomma una motivazione c'è sempre nella vita, per cui se non è economica, ma sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli della disperazione, e può essere temporale, cioè che non c'è stata, la tua tabella secondo me invece è molto ben fatta ed è magari da osservare attentamente. Se per assurdo, ma nella vita ormai ci siamo abituati a tutto con questa proprietà, ci fosse passato il termine del ricorso e si fossero accorti 10 giorni dopo di averlo passato, sarebbe una conferma di un disinteresse e di una incompetenza, sarebbe ancora più grave. Per capire appunto se non magari non l'avrei pensato, non voglio nemmeno pensarlo, perché veramente guarda, io qui ho fatto una tabella non per dare questa chiave di fare il ricorso, viva Dio, Stefano, non è una tabella che vuole dimostrare che c'è stato, però dico, quei 10 giorni lì, qui magari anche tutti noi abbiamo detto, ma parlando, dicevamo ancora, e la squadra stessa non lo sapeva. Massimo, non lo so. Beh, ma sai, non ci sono molte spiegazioni. Io non conosco, confesso, i termini entro i quali andava presentato il ricorso, posto che comunque è stata una scelta sbagliata, e due sono le cose: o non l'hanno voluto fare o non sono riusciti o hanno deciso di non farlo. In ambedue i casi ovviamente è un comportamento censurabile per un verso o per l'altro, fermo restando che in ogni caso, per parlarsi chiari, non ti avrebbero restituito neanche quel punto, perché l'esempio del Novara dell'anno scorso, se te lo vai a riprendere, il Novara ebbe un punto per illecito amministrativo e se lo tenne dopo il ricorso alla Corte federale e al TNAS, mentre vennero scontati quelli per Calciopoli, perché quelli comunque sono punti che non ti tolgono, perché ma al di là di questo dico, però nel comunicato, scusami Massimo, la stessa società nel comunicato stampa dice che sì, ma lascia perdere quello che dicono la società, che avrebbero potuto al più comportare la riduzione di punto. È una cosa, l'auspicio è una cosa, forse ballava quel punto di penalizzazione sul discorso del parametro, ma in realtà se vai a vedere la normativa assolutamente non c'è nessun margine di discrezionalità, anche perché non può esserci, cioè due sono le cose: o paghi entro i termini o ti prendi il punto, chiuso. Non è come in altre fattispecie. Non è mai successo che la casistica in quei casi per la verità, esaminando un caso del Crotone, ebbe 2 punti per pagamenti ritardati e poi se ne vide tornare indietro 1, poi lì bisogna andare appunto anche a verificare nei dettagli, ma ripeto, che l'avessero dato indietro o meno, e il comunicato è già fatto in maniera, se vogliamo, ancora sbagliata, perché la stessa società ammette la possibilità che un punto potesse tornare indietro, ma è il messaggio che viene dato di disinteresse, di menefreghismo, cioè uno fa il ricorso, mal che vada, non gli viene tornato indietro niente. Le tenti tutte. Le tenti tutte perché sei in ritardo in classifica, perché hai un obiettivo che ti può salvare, perché è inutile che ce la giriamo intorno, perché se questo Vicenza va in Serie B e non succede niente a livello societario, ha un futuro. Se no, io ripeto, ma chi paga i 4 milioni e mezzo per iscriversi l'anno prossimo? E lo dico adesso. Che questo deve dare maggiore forza a loro per giocare e loro devono, Dio non voglia che quel punto lì magari loro devono stare da una parte, un angolino, non ascoltare niente e andare avanti con il mister, perché fuori credo che sarà un po' difficile comunque, soprattutto in vista del mercato e del resto, che stiano sotto una campana di in effetti al di là assolutamente di questa situazione qua che stiamo analizzando, la turbativa purtroppo in questi anni l'ha fatta sempre il mercato. Ci ritorneremo perché il mercato alle porte, Ferretto è lì pronto, comunque ripeto il pacchetto. È passato un messaggio: Giacomelli venduto dopo 15 giorni il pagamento degli stipendi, gli stipendi verranno pagati con i soldi. Vabbè, questo dopo i tifosi si sbizzarriscono in ogni genere di illazione. Io ringrazio i miei 5 ospiti. Bocca al lupo, si può dire, per venerdì ti vogliamo in campo e dopo, quando fai il gol, vieni sotto la tribuna ad esultare verso di noi, va bene? Non segna mai. Ma adesso con la Cremonese è giusto che anche lui cominci. Non segniamo mai, uno lo fa. Uno l'ha fatto.
Grazie Samantha, ricordiamo il nostro compagno di viaggio. Il bingo, sì, allora andiamo a vedere le quote che avevano indicato per la partita di ieri. La vittoria della Pro Vercelli, quindi 1, era data a 2,5, il pareggio a 3,15, mentre con il segno 2 la vittoria del Vicenza era quotata a 3,50. Il bingo di Viale Crispi di Vicenza, il bingo con la Y dà più valore alle tue scommesse. Grazie a tutti allora per essere stati con noi anche questa sera. Gli appuntamenti di Tiwa li conoscete, venerdì sera c'è diretta biancorossa con ore 20:45 con Stefano alle 20:45. Noi ci rivediamo fra 15 giorni sempre qua, continueremo ad affrontare gli argomenti. Sapete che della società parliamo poco, non parliamo quasi niente, abbiamo dei diktat, no scherziamo, però finché non c'è qualcosa di concreto è anche inutile stare a parlare ai tifosi. Speriamo che non ci sia neanche mai. Speriamo che non ci siano neanche troppe. Ci vediamo fra 15 giorni, grazie a tutti.